Sì. Sì. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצווי סוד וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Come sapete queste candele vengono accese, abbiamo parlato prima per diffondere luce, per portare un messaggio di luce, ma per pubblicizzare il miracolo. E sono un ricordo, questo, per ognuno prende ispirazione da questo, che i miracoli ci sono, essere così, accendere candele all'aperto, celebrare una festa ebraica. Penso che ogni cultura possa esprimere la propria cultura, la propria fede in pace, in tranquillità, qui e dappertutto. Questo stesso è il miracolo dei nostri giorni, e spero che questa luce da qua, da Cineda, possa diffondersi dappertutto. Voglio sottolineare, ho sottolineato già la funzione centrale a Venezia e in altri posti, che candelabri così oggigiorno sono accesi dappertutto. Oggi quasi in ogni città, centrale, in ogni piazza centrale, per quanto in quei posti ci vuole un po' più di sicurezza, magari di polizia, in altri meno, però dappertutto ci sono, e questo è un messaggio veramente che il mondo è capace di essere
tollerare, di dare spazio, di promuovere luce, di promuovere cultura, di promuovere il bene, di promuovere la giustizia. Hanukkah è la festa della giustizia, della volontà di perseguire, di perseverare in un mondo giusto, in cui le cose, il bene vinca, i pochi sono ribellati, hanno lottato perché il bene, perché quello che è giusto, che tutti noi sappiamo e conosciamo come giusto, specialmente la libertà di esprimere questo desiderio, questa necessità di giustizia sia disponibile. Spero che proprio da qui e dalla quinta candela, come ho detto sono tante le candele già, andiamo ancora avanti, però sono già tante, sono già maggioranza. Da qui ci sia una grande diffusione di luce, di questo messaggio di luce, un messaggio che il buio non ci fa paura, siamo qua, la luce vincerà, il bene, il giusto, un mondo civile, tollerante, aperto alle genti, aperto alle culture, sarà quello che vincerà. Antonella, volevi aggiungere qualcosa? Sì. Se vuoi, dopo altri minuti c'è. Allora, volentieri, anche se mi sembra con le mie parole di dissacrare un momento magico e particolare. Io ringrazio moltissimo il Rabbino per aver acceso delle luci su quella che può essere la nostra conoscenza di un mondo, di una cultura, di tradizioni così affascinanti, così profonde come sono quelle del popolo ebraico, anche per averci ricordato in questo modo che a Ceneda esisteva una comunità ebraica e quindi probabilmente non molto tempo fa queste luci venivano ancora accese proprio qui anche nella nostra comunità. E poi lo ringrazio doppiamente perché il messaggio che ci ha consegnato è un messaggio universale che va al di là di tutte quante le religioni, perché è un messaggio di grandissima profondità, di umanità, è un messaggio che comunica valori di speranza, appunto, di unione, di condivisione, ma soprattutto di speranza per un futuro migliore, di pace, di salvezza per tutti quanti noi. Grazie. E adesso caldo e dolci di Hanukkah. Grazie a tutti.